Basurto, eccolo qua. Dimmi. Basurto. Dimmi. Dunque, adesso ti faccio vedere una cosa, Antonio. Sì. Perché io non l'ho visto il film, mi devi dire se questo film è bello. Mi mandate per favore quella copertina che vi ho portato prima con Basurto? Eccola qua. Ah. Con la lei, no? Come si chiama? Diana, come si chiama? Lei si chiamava? No, non mi ricordo. Day, no, non è Day. Diana Day, è un'altra attrice era. Comunque, hai fatto un film qui, che film era? Passione. Passione si chiamava Sì. il film. Ed era? Sì, ma è un film che poi è sparito subito. Non capisco il perché, ma è sparito subito. Forse perché eri troppo bravo, hanno detto Marlon Brando ha voluto ritirare le coppie e ha detto non voglio arrivare in circolazione. Hanno messo un altro, sì. Senti, per dire che Basurto ha avuto una carriera magnifica proprio in assoluto. Tu però sei uscito col concorso prima della guerra, il primo ingresso, vero? Il concorso dell'EIAR hai fatto tu, Io giusto? sono entrato il 27 luglio del 39. Quindi dopo il concorso? Dopo il concorso. Io ho fatto un concorso, ma hanno accettato. Ti ricordi con che canzone l'hai vinto? Io lo so. Aspetta, erano 3 le canzoni che hai seguito. Quella l'ultima che proprio ti ha qualificato, poi al primo posto sei arrivato, eh? Sì, sono tutte La, tre. la piccinina avevi Ah, cantato. la piccinina. La piccinina è quella che ti ha qualificato. Bravo Paolo! Te la ricordi? Oh, bella piccinina, Esatto, che passo di mattina. Questa è l'idea, insomma, arrivare prima a un concorso di questo genere, Sì. però dopo ti è arrivata la guerra tra capo e collo. Sì, mi assegnarono all'orchestra di Saverio Seracini, Sì? con l'orchestra moderna, no? Sì. Io sono rimasto lì con lui, poi mi hanno assegnato anche a un complesso napoletano, Sì. poi è arrivata la guerra, io ho fatto tutta la guerra, perché mi hanno obbligato poi a fare, avevo la possibilità di fare il corso alle ufficiali, Sì. mi hanno fatto fare il corso alle ufficiali e quindi sono rimasto, e quindi ho dovuto, sono stato Per forza farla. insomma. farla e sono rimasto fino al 40, quando è finito tutto. Sono rientrato 45. nel 45 Sì. in EIAR, che poi immediatamente è stata cambiata in RAI, e lì sono entrato con Tarcisio Fusco, con l'orchestra armoniosa di Tarcisio Sei Fusco. passato anche all'Angelini però, dopo hai fatto Angelini perché Io mi ricordo prima tu, di la entrare- Pizzi, Clerici. Ma però- Angelini nel 47 mi ha fatto incidere subito il primo disco con lui. Ma ti rendi E conto? poi sono passato con Anepeta. Io con Anepeta nel settembre del 47 ho inciso le canzoni napoletane iniziali che Anepeta Sai che riguardando la tua vecchia biografia, stavo Sì. riguardando la cosa ieri, mi mandate qualche fotografia di quelle che abbiamo? Credo che ci sia una delle due gemelline, sei con una con le tue eccola Sì. qua, vedi che sei... Sì. Come si chiamano le due gemelline? Perché Una è lì quella che ho ora. È Maria Vera, l'altra che purtroppo non c'è più. l'ho perduta. Nellì hai ancora? Sì. Ma che è venuta qui la È vero volta che ne hai scorsa. dato il nome da una canzone? Che c'è Esatto. come si Io chiama? ho dato il nome di Nellì perché 2 autori romani scrissero la canzone Dove sei Nellì per rifare la canzone di Dove Lili Marlene. Sì. E difatti è la falsa. Te la ricordi? Accennamela un po', sai che sono curioso perché io non l'ho mai sentita. Se te la Dove ricordi? sei Nellì, in Italia c'è... le parole non me le ricordo. Dai, come quello è. Sì. E da quella canzone hai dato il nome a una delle gemelline. no? Sì, perché ha avuto veramente un bel successo con quella canzone, Ma dicevano- l'orchestra armoniosa. Ma raccontavano che tu poi per la passione della musica, della canzone, cioè che tuo papà non voleva farti cantare, mi pare, no? Non voleva voleva sapere assolutamente. No, ma Lo zio aveva- sì però. Aveva ragione perché aveva un fratello che aveva una bellissima voce, però non ha saputo Lorenzo. sfruttare. Senti una cosa, ma e quindi tu ti sei messo a cantare, ma è vero che hai lasciato una ragazza perché a un certo punto questa ti ha detto o me o il canto, sei sempre in giro, in pista, eccetera? No, questo non lo ricordo. Perché io leggevo e dicevo, mi sembra matto questo, ha mollato tutto e poi, no, non è vero, era una balla che facevano i giornalisti allora. No, io ho conosciuto una ragazza che ho sposato e che è qui presente. Guarda, la ragazza, vediamo il giorno del mattino, è questa ragazza qui forse, Sì, quella che è esatto. sposata, che è Sta dove? qui, Fammi sta vedere qui. dov'è, fammela vedere, signora, ma perché si è messa là, signora Basurto? Ma dai, ma non è possibile! Non lo sapevo!
Ma sono molto. Ma deve venire giù con noi, adesso le faccio vedere una cosa. Hanno fatto effetto 34 anni di matrimonio. Sai io e mio marito quanti? Quanti? 56. 56 anni di matrimonio, ma vi rendete conto? Ma è bellissimo! È bellissimo! Felice. Lo credo! No, infatti lì si vede, già si vedeva che era una bella partenza. Senta, suo marito canta ancora in casa o no? Non più tanto, eh? Le do il microfono perché così. Così, insomma. Non è stato mai un partito. Aia, Di vedi, cantare vedi? in casa, mai. Che dici? Però era bravo, Che non sei davvero. stato mai un partito, però non so. Era uno. Esatto! Grazie signora, grazie mille, auguri. Cantavi in casa, no? Mica cantavi in casa. Guarda che non lo sapevo, Come me. Mi è piaciuta l'idea di fare questa cosa, ma non lo sapevo assolutamente. Adesso stiamo per fare una canzone che ti appartiene. Parliamo di una canzone che si chiama Mandolinate a sera, che è una canzone proprio. Che io ho inciso con Anepeta. Pensa che questa canzone lui l'ha preparata in treno. Sì. Lui l'ha arrangiata in treno. Sì, perché è Panzuti, però la canzone di Virgilio Panzuti che l'ha fatta con Tito Manlio che ha fatto il testo. Manlio, io amicone di Manlio, io ho visto nascere tutte le sue canzoni di canzoni? Manlio. Tutte. Questa mi ha detto che l'hanno fatta in 2 minuti perché l'editore Leonardo gli ha detto: oh, qui ci vuole Sì, il momento sì, napoletano. dovevano fare 48, per forza- fare la canzone napoletana in 5 minuti sono scritti. Perché non sapevano appunto se mantenere in italiano o farla in napoletano. Sai che sono 2 versioni? Eh, Abbiamo sì. lì il canzoniere, guarda se l'ho portato. Ma il perché maestro io apro. Bragna era della stessa epoca? Sì, stessa epoca, come no, hai voglia. Sì, sì, proprio come così. no. Dire E una io cosa sono stato molto pure bella. con lui. L'ho Dilla. cacciato dalla radio io per sto fatto. Per Fragna? Perché? Eh sì, perché grazie mille. Quando cominciai a fare le prime radio, televisioni, preso dal fatto del pugliese stretto, che ogni cosa, il bianco diventava bianco, andiamo diventava andiamo, c'entrava Fragna? allora eccetera, perché poi mi chiamò Nunzio Filogoma, una trasmissione radiofonica, e disse tu hai seguito sempre, dico no, io so a memoria tutte le sigle, feci la sigla di Angelini, dico c'è questa è di Angelini, il maestro Anepeta, che già Anepeta, dico non è che si chiama Anapata, io lo chiamo ho capito. Anepeta, e poi dissi ascolta, e poi Ho dico capito perché. poi Angelini, Fregna. Appena dico sta cosa capisco la fesseria che avevo fatto, guarda, e Filò che mi fa. E da lì cominciano le telefonate, cacciate via questo individuo, ma io ho chiesto scusa dopo perché per me era normale. Sì, perché poi non pensavi a nessuna cosa nel gioco, questa è terribile. Io Non la morivo, sapevo. sarei sprofondato in quel momento perché dico porca miseria che ho detto. Perché le gaffe immediate sono peggio. Cioè, io mi ricordo una signora che parlava, e aveva ragione lei però per la verità, parlava con un'altra amica, e questa è autentica, non una barzelletta, parlava con un'altra amica e si parlava delle adozioni dei figli, si cominciava in Italia anni 40, era un periodo molto difficile, nessuno capiva niente di questo e voglio dire solo le persone un pochino più illuminate riuscivano a capire l'importanza che ci fosse. Allora questa signora aveva adottato una bambina e l'altra diceva ma no, ma sai, non sai mai, e qui e lei insomma un po' l'ignoranza, un po' la cattiva educazione eccetera, e lei ha detto no guarda mi spiace, rivolgersi all'amica, non è assolutamente vero, guarda io ho già mia sorella che ha adottato un bambino, è un bambino intelligentissimo, bravissimo, eccezionale, vicino, vuole un bene dell'anima eccetera eccetera. Le tue figlie invece che sono figlie insomma regolari sono anche intelligenti. Ha fatto questa cosa che era chiaramente. Poi si è reso conto. Mandolinata sera, vedete che ci sono i 2 testi, guarda, vedi? Sì, quello italiano e quello cosa. Sì, Però il successo strepitoso l'ha avuto in Francia, perché Tino Rossi l'hanno fatto un sacco di cantanti. Dopo ha avuto un successo. Però è tua la canzone, sì. che bella che è. Ce l'ascoltiamo? Perché Ascoltiamo. la mettiamo dentro, adesso ci sono le canzoni al sole. Siccome tu sei esploso d'estate con questa canzone, Sì, quando sì. è andata veramente, Grazie. l'abbiamo messa nel concorso alle canzoni al sole. Per poter votare 0369 8035. Edoardo Agnelli è già pronto, Mandolinate a sera. Viva Azzurro. Quasi mi incanta l'azzurro del cielo, cielo più azzurro
innamora Napoli, vola da fiore a fiore, sbocciar di primavera, paese dell'amore Napoli. Senti l'eterna melodia del nostro mar, vieni piccina mia che è tanto bello amar. Mandolinate a sera, mandolinate a mare, sirena che innamora Napoli. Luna dagli occhi più belli del sole, so che stanotte m'ami di più. Tutta una musica senza parole, dolce ci invita sul mare blu. Vola da fiore a fiore, sbocciar di primavera, paese dell'amore Napoli. Senti l'eterna melodia del nostro mar, vieni piccina mia che è tanto bello amar. Mandolinate a sera, mandolinate a mare, sirena che innamora è Napoli. Edoardo Agnelli, grazie. Grazie ancora di averla scritta. Grazie. Grazie Edoardo. Bello sto pezzo, molto. Grazie al Righello, signore e signori d'orchestra, molto bene. E adesso andiamo. Non so perché quest'oggi Emilio Nessi ridi.